Il caldo torrido non terminerà tanto presto. Per i prossimi 2 giorni sono previste temperature che raggiungeranno i 35 gradi. Rimane quindi alta l'attenzione verso anziani e bambini ed i consigli rimangono gli stessi: non rimanete fuori nelle ore più calde. Le prossime 36-48 ore avremo una nuova ondata di calore che porterà i valori massimi della temperatura intorno ai 34, anche 35 gradi in pianura, valori minimi oltre i 20 gradi. Passati però questi 3-4 giorni poi la temperatura rientrerà nei valori medi, quindi al di sotto o all'incirca intorno ai 30 gradi. Ma il sole non ci lascerà, soprattutto per la settimana di Ferragosto, tradizione rispettata. Chi avesse già organizzato gite fuori città, scampagnate e picnic non rimarrà deluso. Ci sarà bel tempo anche la settimana prossima. Periodo ferragostiano all'insegna del tempo stabile, qui la tradizione è salva col Sol Leone. Questo grazie all'azione di un anticiclone che impedisce il passaggio del grosso dei sistemi perturbati che solo marginalmente potranno toccare le zone alpine, ma con quasi nessun effetto. Quindi prevediamo i prossimi 2 giorni all'insegna del sole, ma un tempo soleggiato che proseguirà anche per gran parte della prossima settimana, quindi si preannuncia un 15 agosto all'insegna anche del cielo sereno.